lungo la risalita del Bosco Bovedo e Ruspe al lavoro, a sorpresa in un video esclusivo le prime immagini dei lavori per la costruzione dell'impianto a fune, ma nessuno sapeva. 40 interventi dei pompieri Trieste a causa delle raffiche di Bora che hanno raggiunto i 110 km, tegole spazzate via, motorini a terra e cassonetti ribaltati, un albero abbattuto in via Mameli. Trieste modello unico per il Porto Franco, priorità completare le opere PNRR, le prime parole del segretario generale del Porto Natale Dittel, oggi presentato alla stampa. Quasi terminati i lavori strutturali per la nuova palestra di via Frausini a San Giacomo, l'impianto sarà fruibile entro la fine dell'anno, il sindaco di Piazza, pensiamo ai giovani. Sempre più allarme cinghiali a Muggia, bottini rovesciati, terreni devastati, problema sicurezza. Il sindaco Polidori annuncia altane, catture e abbattimenti per contenere il problema. 11 cuccioli di barboncino nano stipati nel vano bagagli di un bus in condizioni insostenibili. Animali salvati dalla Polizia di Stato dopo il controllo avvenuto al valico di Pese. Si potrà visitare da domani al 1 novembre la mostra Una Sfinge l'attrae. Alle scuderie del castello di Miramare sarà esposta una parte importante della collezione egizia di Massimiliano. Buonasera dal telegiornale di Tele4. In apertura i movimenti sospetti nel Bosco Bovedo, mezzi a lavoro, terreno spianato e basi di cemento. Sono operazioni di preparazione alla realizzazione della cabinovia? Sentiamo. Nel Bosco Bovedo qualcosa si muove. Nelle ultime ore, nel silenzio più totale, uomini e mezzi si sono messi all'opera con attività sul terreno dove è prevista la realizzazione della cabinovia Mare Carso. Mentre il dibattito politico e ambientale sull'impianto resta aperto e l'iter autorizzativo non è ancora del tutto concluso, le immagini in possesso della nostra emittente e che vi mostriamo in esclusiva immortalano operazioni di livellamento del terreno e interventi preliminari di posizionamento di infrastrutture e fondamenta, elementi che per caratteristiche e disposizione richiamano chiaramente una fase operativa legata alla realizzazione della cabinovia. Un dettaglio che colpisce, soprattutto perché l'iter dell'opera non è affatto concluso. Vedi le sentenze del TAR e la variante 12 non ancora approvata e al momento non sono state comunicate aperture ufficiali di cantiere. Nessuno difatti nell'ambiente politico e amministrativo ha voluto confermare la notizia, eppure nell'area i segni di un'attività concreta ci sono e non sono pochi, per lo più concentrati in una zona specifica, in linea d'aria sotto le grandi antenne radio. Resta da capire se si tratti di lavorazioni già autorizzate ma non ancora rese pubbliche, oppure di interventi tecnici avviati in anticipo rispetto alla comunicazione istituzionale. Il progetto, come noto, è ancora al centro di un confronto acceso tra l'amministrazione comunale e l'opposizione politica triestina, appoggiata dal Comitato dei Contras, con particolare attenzione agli aspetti ambientali e paesaggistici legati proprio al Carso. Se si tratti quindi di semplici attività propedeutiche e di verifiche tecniche già programmate, oppure dei primi segnali concreti di un avvio anticipato dell'opera, al momento non è dato sapere. Di certo c'è che, sul tema della cabinovia, l'attenzione resta alta e nel Bosco Bovedo le tracce ci sono e difficilmente passano inosservate. È stata una giornata difficile sul fronte della Bora, 40 interventi dei pompieri a Trieste a causa delle raffiche che hanno raggiunto i 110 km/h, tegole spazzate via, motorini a terra, cassonetti ribaltati, un albero abbattuto in via Mameli. Vediamo. Una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco a partire dal primo pomeriggio a causa dei danni della Bora, che dalla mattinata ha gradualmente aumentato l'intensità delle raffiche fino a raggiungere i 110 km/h. L'episodio più serio dopo le 16, quest'albero è caduto sulla strada proprio di fronte al liceo Galilei, restando sospeso sulla via Mameli e causandone la chiusura per buona parte del pomeriggio da parte della polizia locale, per consentire a pompieri e protezione civile di rimuovere tronco e rami e rimettere così in sicurezza tutta l'area. La caduta della grossa pianta ha anche determinato l'interruzione dell'illuminazione pubblica, ma non c'è stato alcun disagio, fortunatamente, per le linee elettriche delle abitazioni. Oltre ad alberi e rami pericolanti, gli interventi hanno riguardato grondaie divelte e tegole spazzate via dai tetti. Numerosi motorini a terra in tutta Trieste e i cassonetti dei rifiuti aperti o spostati in varie strade della città. In campo, come detto, vigili del fuoco insieme a polizia locale e protezione civile. Il nuovo segretario generale del porto di Trieste, Monfalcone, si è presentato oggi a Trieste. Il segretario Natale Dittel, subito dopo la nomina con voto unanime del primo comitato di gestione dell'era Consalvo, ha incontrato oggi la stampa. Vediamo. Conosco Trieste, è una città che amo, una città meravigliosa, bellissima, persone accoglienti e
ho sempre desiderato, chi ama i porti ha sempre Trieste come modello, perché Trieste è un modello unico non solo a livello italiano ma a livello internazionale. Pensiamo solo a quello che è il Portofranco, con le norme internazionali che ci consentono di avere un vantaggio competitivo rispetto a tutti che noi dobbiamo saper sfruttare. È ben consapevole dei punti di forza del porto di Trieste il nuovo segretario generale dell'autorità di sistema Natale Ditel, nominato solo ieri nel primo comitato di gestione su proposta del presidente Marco Consalvo, il quale, scegliendo il profilo tecnico e di lunga esperienza nell'amministrazione portuale dell'avvocato cagliaritano, ha inteso rafforzare la squadra in vista delle sfide che attendono gli scali di Trieste e Monfalcone nell'orizzonte dei prossimi 4 anni. L'ho scelto perché è una figura che deve essere complementare alle mie skill, alle mie competenze, quindi soprattutto una conoscenza e un'esperienza già fatta in altri porti come segretario generale, una conoscenza della pubblica amministrazione che secondo me sono le competenze che insieme alle mie aiuteranno a raggiungere gli obiettivi dei prossimi 4 anni. Io sono stato amministratore delegato della Free Zone Cagliari, abbiamo anche noi una Free Zone che non è ovviamente paragonabile al Portofranco di Trieste, che come dicevamo è un unicum internazionale, e oggi dobbiamo acquisire una consapevolezza ulteriore di come poterlo sfruttare e sono convinto che abbiamo tutti i requisiti per poterlo fare. In uno scenario internazionale che presenta molti elementi di preoccupazione, la squadra dell'autorità portuale pensa già agli investimenti e alle priorità dei primi 100 giorni. Il PNRR mantenere le scadenze, cioè abbiamo da costruire dei cronoprogramma molto duri, molto chiari e rispettarli. PNRR, l'ottavo, Servola, insomma i dossier sono tantissimi. Il neosegretario ha intenzione di incontrare al più presto il personale, vera forza del porto, per lo sviluppo di Trieste guarda senza dubbio al bacino del centro-est europeo. Trieste, non dimentichiamo che è il porto dell'Ungheria che non ha sbocchi a mare e le nostre merci vanno in Baviera, vanno in Austria, vanno dappertutto. Noi dobbiamo solo potenziare questo traffico e abbiamo tutto per farlo. Il capitale umano, che è la cosa più importante quando si lavora, potenzieremo anche il capitale umano. Sono in chiusura i lavori per la parte strutturale della palestra Frausina San Giacomo. L'impianto sarà fruibile entro fine anno. Vediamo il servizio di Gianluca Paladin. Era circa un anno fa quando col sindaco di piazza siamo venuti in via Frausin per vedere lo stato dei lavori della palestra. C'era solamente lo scheletro della struttura, adesso la situazione sindaco è totalmente diversa, la parte strutturale viene ultimata e poi insomma capiremo anche le tempistiche poi per la fruibilità. Questa è una cosa per i giovani molto bella, finiremo i lavori adesso fra un paio di mesi credo e dopo ci sarà l'arredo e a fine anno avremo un'altra palestra. Un'altra palestra con anche una foresteria e la possibilità di ospitare i ragazzi. Noi puntiamo sui giovani, pensate a quello che stiamo facendo a Barcola per i ragazzi. Contiamo di consegnare questo nuovo impianto alla città entro fine anno. È un impianto che sarà bellissimo, in parte finanziato PNRR, in parte con fondi regionali e comunali, avrà quindi la possibilità di avere anche il pubblico, come la palestra San Giovanni, avrà quindi spogliatoi, parte arbitri, uffici e soprattutto al piano superiore anche delle stanze dedicate a foresteria, quindi ai ragazzi e alle ragazze che magari arrivano da altre città per allenare o per fare anche competizioni. Ci tengo a dire due cose, al netto dell'importo che è consistente anche qui dell'opera 5,3 milioni, due cose importanti e da non sottovalutare. Questa chiederemo a chi sarà poi il concessionario di destinare le mattine la palestra alle scuole qualora sia necessario. Ovviamente tutte le scuole del rione, chi ha necessità potrà ovviamente farne uso per portare i propri ragazzi e le proprie ragazze. In più abbiamo anche risolto la questione relativa al parcheggio, andando a individuarlo in dei parcheggi già esistenti entro il chilometro linea d'aria della struttura, quindi non andremo a toccare né la scuola Duca d'Aosta, ovvero utilizzare la loro parte esterna nei momenti delle competizioni per parcheggio, e neanche a creare ulteriori parcheggi sotto il ricreatorio, che aveva destato preoccupazione nelle famiglie che utilizzano il ricreatorio e ovviamente anche da Rione, no? Visto l'impatto dei lavori, quindi abbiamo risolto anche questo.
E la consigliera comunale del Partito Democratico Rosanna Pucci ieri aveva denunciato ritardi nei lavori delle scuole e mancate manutenzioni. L'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi ha risposto oggi ai nostri microfoni: non è aggiornata, ha detto opere pianificate e lavori in corso. Vediamo. Non pianifica per tempo gli interventi dell'edilizia scolastica, ma interviene con l'urgenza, con interventi tampone. Venga in assessorato, le accolgo a braccia aperte, viene un giorno con me, una mattina, insomma in base alle sue possibilità di essere qui in comune presente, le faccio vedere insieme agli uffici il grande lavoro, facciamo i sopralluoghi insieme, se vuole partecipare anche a qualche conferenza stampa che organizzo per presentare i lavori, sono qui. Non le manda certo a dire l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, che risponde così alle critiche della consigliera comunale del Partito Democratico Rosanna Pucci. L'esponente Dem aveva attaccato sul fronte dell'edilizia scolastica, richiamando lavori non ancora eseguiti e denunciando ritardi sulle manutenzioni. Abbiamo organizzato trasferimenti di ragazzi in altre scuole, adibito scuole a scuole contenitore, Molo Quarto, comprato addirittura contenitori per i nidi, trasformato per le esigenze, ad esempio Sauro Spaccini, l'ex scuola ex Timeus alle esigenze della Sauro Spaccini. Stiamo portando a casa tutti i PNRR, via Tigor che lamenta i ritardi del consigliere, abbiamo terminato ieri la fase PNRR, ora va avanti il cantiere per quanto riguarda contributo comunale e regionale di restauro, Caprin. Questa questione, i ragazzi rientreranno a scuola a settembre, fondi PNRR finiti, 2 asili nido terminati a San Giovanni. Più nello specifico la consigliera Pucci aveva sollecitato la giunta di piazza a provvedere alla rimozione dell'amianto dai pavimenti della scuola Pittoni, al ripristino del muro di cinta della Laghi a Campanelle e alla sistemazione delle porte a vetro della Saba, segnalate dalla consigliera come potenzialmente pericolose. Scuola Pittoni è anche sbagliato quello che dice, perché non si tratta solo dell'amianto in un'aula, si tratta di un problema al tetto, un progetto già finanziato, già esecutivo, che sta andando in gara, i lavori si vedranno quest'estate. Alla scuola Laghi il muro, anche qui lei non conosce il tema, è stato puntellato, certificato dallo strutturista, non c'è pericolo, si deve intervenire sul muro, ma stiamo valutando come, perché è l'unica strada di accesso per quanto riguarda delle abitazioni private, perché un muro adiacente a una strada pubblica. Per quanto riguarda la scuola Saba, ci sono le pellicole sui vetri, quelle pellicole che permettono quindi di non creare un danno nel momento in cui si rompe il vetro. Verificheremo nei giorni di Pasqua effettivamente a scuola chiusa se è necessario ripristinarlo o aggiungere altre pellicole se mancanti. Ora ci spostiamo a Muggia, Altane, catture, abbattimenti, il piano del comune per contenere la proliferazione dei cinghiali. Vediamo. A Muggia è sempre più allarme cinghiali, bottini dell'immondizia rovesciati, terreni devastati e poi c'è la questione sicurezza. Ecco le foto che raccontano quanto ormai i cittadini stanno denunciando da tempo. Sono ormai decine le segnalazioni con foto eloquenti di danni causati anche da esemplari di grandi dimensioni, così in una nota il sindaco della cittadina rivierasca Paolo Polidori, da qui l'allarme anche per l'incolumità delle persone che spesso se li trovano all'ingresso delle abitazioni. Sto interloquendo con la regione Friuli Venezia Giulia attraverso l'assessore Stefano Zagnier, spiega Polidori. Abbiamo quindi posizionato tramite la Guardia Forestale e già da parecchi mesi delle gabbie in vari punti del territorio del comune. Purtroppo però il numero delle catture è troppo basso rispetto alla velocità di riproduzione di questi animali. Abbiamo fissato i bottini a strutture in metallo ma senza apprezzabili risultati. Il sindaco di Muggia infine ha annunciato di aver concordato assieme a Paolo Benedetti, responsabile dell'Ispettorato Forestale di Trieste e Gorizia, la costruzione di un'altana posta a distanza regolamentare dalle abitazioni per poter esercitare una costante attività di contenimento dei cinghiali. I primi risultati sono positivi, spiega Polidori, e un'altra a breve sarà autorizzata, sperando che si possa giungere a risultati concreti. E su questo aspetto, conclude il sindaco, l'assessore Zagnier si è impegnato ad aumentare i turni per l'abbattimento. Stipati nel vano bagagli di un autobus di linea in condizioni insostenibili, la Polizia di Frontiera ha salvato 11 cuccioli di barboncino nano. Il controllo al valico di Pese, pesanti sanzioni al proprietario degli animali e al conducente del bus. Vediamo. 11 cuccioli di barboncino nano di età compresa fra le 8 e le 12 settimane, stipati in gabbie piccolissime nel vano bagagli di un autobus di linea proveniente dalla Romania e diretto in Francia, animali rinchiusi al buio, senza cibo né acqua, mancava anche l'apposito impianto di ventilazione.
È quanto scoperto dagli agenti della Polizia di Frontiera che hanno intercettato il mezzo al valico di Pese. L'operazione risale alla mattina di venerdì scorso. I barboncini sono stati trovati a seguito di un ordinario controllo. Alcuni dei cuccioli erano praticamente incastrati nel trasportino, impossibilitati a effettuare qualsiasi movimento. Immediatamente il personale della Polizia di Stato ha messo in sicurezza gli animali, contattando anche il medico veterinario dell'azienda sanitaria che ha accertato le precarie condizioni in cui versavano i cuccioli e la loro sofferenza dopo il lungo viaggio. Quindi è stato disposto il sequestro sanitario dei cani, che ora si trovano in una struttura protetta e sono disponibili per l'adozione, secondo le modalità indicate sul sito internet dell'azienda sanitaria. Il proprietario degli animali e il conducente dell'autobus, entrambi cittadini moldavi, sono stati pesantemente sanzionati per l'introduzione, il trasporto e la cessione illecita di animali di compagnia nel territorio nazionale e la mancata protezione dei cuccioli durante il trasporto. L'autobus è stato posto sotto sequestro. La Corte d'Appello ha confermato in secondo grado la sentenza di condanna a 1 anno e 1 mese di reclusione nei confronti di Diego Sen, 42 anni, che nel 21 aveva aggredito un giornalista del Piccolo, Giampaolo Sarti, durante una manifestazione dei No Green Pass. Sen dovrà pagare anche le spese delle 3 parti civili. Si sono infatti costituiti in giudizio anche Ordine dei giornalisti e Assostampa. La sera del 6 novembre 21, durante lo sgombero di Piazza della Borsa da parte delle forze dell'ordine, il giornalista era stato prima colpito con una spallata e con un pugno alla nuca, poi con una testata allo zigomo sinistro. Il TAR ha respinto il ricorso presentato dal centro islamico Darus Salam di Monfalcone contro un provvedimento adottato dal Comune. Soddisfazione dall'amministrazione monfalconese, si conferma la linea di legalità, hanno scritto in una nota gli amministratori. Sentiamo il commento dell'europarlamentare Anna Maria Cisint. Ancora una volta il Comune di Monfalcone ha avuto ragione davanti a una causa portata avanti dall'associazione islamica Darus Salam, ha vinto e addirittura in questo caso il Consiglio di Stato ha precisato che non c'era interesse lesivo e quindi ha cassato senza se e senza ma la causa dell'associazione islamica stessa. Ancora una volta Monfalcone fa scuola in Italia. Dopo le grandi importanti vittorie del Consiglio di Stato, con il quale è stato affermato che il diritto di culto è soggettivo e se è collettivo deve rispettare la legge, che quindi i piani regolatori vanno rispettati per le destinazioni d'uso che hanno, anche in questo caso senza ombra di dubbio la sentenza è inequivocabile. All'audizione in Consiglio regionale, Autostrade Alto Adriatico ha annunciato di voler mantenere le stesse tariffe attuali per i pedaggi almeno fino al 2029. Vediamo. Mantenere inalterati i pedaggi almeno fino al 2029 compreso, completando i lavori della terza corsia. È l'obiettivo di Autostrade Alto Adriatico. La concessionaria autostradale sarebbe l'unica in Italia a non aumentare le tariffe per 11 anni consecutivi, nonostante la forte inflazione registrata dal 22. Un obiettivo ambizioso messo nero su bianco nell'aggiornamento del piano economico finanziario da record da 1.895 milioni di euro. L'annuncio è stato dato nel corso dell'audizione della prima commissione permanente regionale che si è tenuta a Trieste e avente come tema i bilanci e le prospettive future della società. Sì, la commissione regionale ci ha dato oggi la possibilità di illustrare ulteriori dettagli del nostro piano economico finanziario che è ormai in procinto di essere approvato. Abbiamo stabilito di non aumentare i pedaggi di qui fino ad almeno il 2029, quindi per diversi anni non ci saranno aumenti tariffari che riguardano la rete autostradale di competenza di Autostrade Alto Adriatico. Tra le opere ancora da realizzare figurano l'abbattimento e la ricostruzione di 10 cavalcavia tra San Donà e Portogruaro, 25 km di terza corsia della A4 tra San Donà e Portogruaro, incluso il nuovo casello di San Stino di Livenza, i 12 km di terza corsia dal nodo di Palmanova a Villesse, la riqualificazione del casello dell'Iser, l'allargamento del casello di Re di Puglia, il nuovo casello di Alvisopoli Bibione. Ma un futuro impegnato nella realizzazione
realizzazione di opere fondamentali per la crescita del territorio, di opere fondamentali per la sicurezza delle persone, di opere fondamentali per la modernizzazione della nostra economia, per la modernizzazione del Paese, perché poi la rete autostradale che gestiamo è una rete autostradale ormai funzionale ai traffici europei, non più soltanto italiani. In programma nella mattinata di venerdì 3 aprile le operazioni di bonifica relativi agli ordigni bellici trovati nel porticciolo di Barcola lo scorso 25 marzo, attività affidate al terzo reggimento Genio Guastatori di Udine. L'area interessata dalle operazioni sarà assicurata da un'adeguata cornice di sicurezza. Il ritrovamento dei proiettili d'artiglieria aveva di fatto interrotto i lavori di dragaggio del porticciolo. Quel giorno la benna di una ruspa aveva pescato dal fondale i proiettili, dunque era scattato l'allarme con conseguente intervento delle forze della Guardia Costiera, Polizia, Carabinieri per una prima ispezione dei reperti. Dunque venerdì si va alla bonifica. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco. Riprendiamo con lo sport, il basket, la cordata dell'attuale numero 1 della pallacanestro Trieste, Paul Matjasic, ha formalizzato il proprio interesse per il progetto NBA Europe, presentando un'offerta non vincolante. Così come la cordata di Donnie Nelson, la deadline è scaduta nelle scorse ore. Parte dunque adesso la fase dell'analisi delle offerte che nel giro di poche settimane porterà all'annuncio ufficiale in merito a chi si aggiudicherà la licenza a livello di franchigia e a tutto ciò che riguarda il futuro del basket triestino subordinato al successo o meno di Matjasic appunto nell'aggiudicarsi la licenza. Se lo spostamento del titolo biancorosso verso Roma andasse in porto, Trieste dovrebbe ripartire da una serie minore, forse la A2, quale prezzo da pagare. È stata presentata stamani un'anteprima, una Sfinge l'attrae, la mostra che riporta a Miramare la parte della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo, una mostra realizzata con la collaborazione del Kunsthistorische Museum di Vienna e l'apporto scientifico del Museo Egizio di Torino. Una parte importante della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo, trasferita a Vienna 143 anni fa, torna se vogliamo a casa e sarà esposta fino al 1° novembre alle scuderie del Castello di Miramare. La mostra Una Sfinge lo attrae propone oltre 100 reperti, alcuni in prestito anche dal Museo Winkelmann, a testimoniare la passione per l'egittologia del fratello di Francesco Giuseppe e più in generale del collezionismo triestino del XIX secolo. Buona parte degli oggetti esposti arriva dal Kunsthistorische Museum della capitale austriaca. Ne entrarono a far parte in seguito all'ingresso di Miramare nella rete delle residenze imperiali austriache amministrate direttamente da Vienna. Ci troviamo di fronte ad un fantastico esempio di quello che può accadere quando le istituzioni europee lavorano assieme al di là dei propri confini. La collezione al centro della mostra è stata creata a Miramare da Massimiliano d'Asburgo dopo la sua morte è giunta a Vienna e ora, dal cuore pulsante del Kunsthistorische Museum, potrà essere vista dal pubblico di Miramare. L'esposizione è stata curata da Massimo Osanna, a capo della Direzione Generale dei Musei Statali, Cecilia Bischoff e Michaela Hüttner del Kunsthistorische Museum e Christian Greco del Museo Egizio di Torino, che così spiega perché l'antico Egitto esercita sempre un fascino particolare. È da quel momento, quindi, da quando si studiano le prime pagine di storia, quando si capisce che studiare la storia non è un orpello, non è un'erudizione, ma è capire chi siamo noi, e l'Egitto si pone davvero al centro. Poi ricordiamoci anche, se vogliamo citare Plinio, che l'Egitto è l'unico paese che conserva ancora una delle 7 meraviglie del mondo antico, la piramide di Cheope che si erge ancora a Giza e che ci riporta a quel passato lontano che era già lontano per i greci e per i romani. Fra le iniziative collaterali, un programma di attività educative pensato per coinvolgere le scuole in una serie di workshop destinati ad un pubblico più adulto. E il ruolo di Miramare nel sistema museale italiano è di primo piano, lo ha ribadito oggi il capo della Direzione Generale dei Musei Statali, Massimo Osanna. Sentiamolo.
Io direi che questo è uno dei luoghi più belli come per esposizioni temporanee, veramente adeguato, e non è un caso che appunto questa mostra, che è una mostra importante di collaborazione col Kunstinhistorisches Museum di Vienna, sia ospitata qui in maniera adeguata, dove lo spazio valorizza gli oggetti e non il contrario. Massimo Osanna promuove dunque le scuderie di Miramare quale spazio espositivo, ma il direttore generale del patrimonio museale statale promuove anche il castello e il parco. In attesa che Guido Comis si insedi nell'ufficio che fu di Andreina Contessa, ci vorrà una decina di giorni prima che il nuovo direttore si apra ufficialmente alla stampa, il comprensorio museale più visitato del Friuli Venezia Giulia riceve il plauso dalla capitale e l'elogio parte dal parco che la direzione Contessa ha portato ad un nuovo splendore. E il parco è stato veramente restituito a Trieste e alla comunità come un giardino pubblico per tutti, dove è bello passare del tempo, è bello attraversare un luogo denso di storia e di memoria, ma anche bellissimo dal punto di vista naturalistico. Che Osanna attenzionasse in maniera particolare Miramare era emerso dai primi giorni del suo incarico al Ministero. La sua prima visita si svolse proprio al castello e al parco 5 anni fa. Ho scelto proprio Trieste come prima visita istituzionale proprio perché ero molto interessato ad un luogo in apparenza periferico, ma che invece è centralissimo per la storia europea e dunque del mondo. In conclusione, ove non fosse chiaro, l'importanza di Miramare all'interno del sistema culturale nazionale è massima. Credo che sia un posto imprescindibile all'interno del sistema museale nazionale e non è un caso che c'è moltissima attenzione da parte del Ministero della Cultura da tanti punti di vista, a cominciare dai finanziamenti che sono sempre significativi per questo luogo. Dal 10 al 12 aprile torna Link Media Festival. Sentiamo Bernardo Gulotta. Trieste si prepara a 3 giorni in cui l'attualità, l'economia, la politica e la scienza si lasciano guardare da vicino. Dal 10 al 12 aprile in Piazza Unità si darà vita a un grande spazio di confronto sul presente, tra guerre, equilibri che cambiano e nuove tecnologie che ridisegnano il futuro, con il ritorno del Link Media Festival attraverso oltre 70 protagonisti del giornalismo, della geopolitica e della scienza, per provare a mettere ordine nel disordine globale. Link cerca di, esattamente come fanno i giornali, le TV, insomma, come deve fare un buon giornalismo, cerca di portare gli argomenti sempre più alla luce, di approfondirli e possibilmente di indagarli con le competenze reali. Ecco, questo evento, a mio avviso e a parere di tutto il nostro gruppo, a partire dal piccolo, è il tentativo di parlare con competenza degli argomenti che ci stanno più a cuore. Tra i nomi più attesi l'ex premier britannico Boris Johnson, chiamato a leggere le tensioni internazionali. Attenzione anche su Cecilia Sala, premiata per il suo lavoro nei contesti più difficili, e su Marianna Aprile. Il programma attraversa i grandi temi del presente, dalla guerra in Ucraina al Medio Oriente, dal ruolo dell'Europa alla politica americana, fino all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società. Raccontare la realtà è difficile, è molto complesso, bisogna evitare in tutti i modi le semplificazioni, perché purtroppo la realtà non è semplice, rischiamo di trasmettere un messaggio sbagliato pur di arrivare all'obiettivo di poter acchiappare un consenso per quanto riguarda la politica o un lettore in più per quanto riguarda il giornalismo. Sono una trentina di panel, alcuni sulle questioni globali, parleremo di scienza, parleremo di conflitti, di guerra, di giovani, importantissimo quest'anno focalizzare il dibattito sui giovani e sul loro disagio. Parleremo di economia, parleremo di intelligenza artificiale, parleremo anche di società, parleremo di social media, di quanto stanno influenzando e le dinamiche anche familiari, non solo relazionali. Abbiamo parlato di giornalismo, allora prima della conclusione di questa edizione del telegiornale una precisazione doverosa da parte della nostra redazione: non c'è alcun inizio dei lavori della cabinovia come da servizio di apertura di questa sera naturalmente, ma quest'anno abbiamo voluto anche noi celebrare il 1° aprile sfruttando provocatoriamente le storture dell'intelligenza artificiale che ha generato video e foto di un cantiere inesistente, forse anche un
un monito per la scelta e la verifica sempre di un'informazione di qualità e credibile che cerchiamo orgogliosamente di garantire ogni giorno. Uno scherzo innocuo, spero vi abbia divertito, in pieno Morbin triestino, perché ridere è una buona medicina. In questo momento chi può dire di non averne bisogno? Ribadiamo allora: nessun inizio lavori per la cabinovia, ma solo un pesce d'aprile. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.